con Roberto Crudeli a commentare questa sconfitta casalinga del Breganze al cospetto comunque di una formazione tra le più accreditate e dopo secondo me un ottimo secondo tempo. Sì, come ho detto ragazzi, spiace essere partiti un po' sottotono e poi dopo però abbiamo fatto veramente una buona partita. Scusate la voce, ma quando sono in panchina è normale. E quindi dispiace per quello. Poi abbiamo avuto una situazione veramente ottima, secondo me c'era un minuto e mezzo, era un blu sacrosanto questo qui, sì. E avrebbe voluto cambiare completamente la partita, comunque ci avrebbe dato modo di poter rientrare bene in partita. Niente, però l'importante è fornire prestazioni. Possiamo sbagliare, possiamo fare cose come stasera, però abbiamo visto che la squadra c'è, è stata unita fino in fondo, ha lottato fino in fondo e ha costruito situazioni sia difensive che offensive, quindi io sono comunque contento, i ragazzi sono stati veramente in gamba. E erano reduci comunque dai primi 3 punti fuori casa in quel di Montebello, sì. E quindi che sia un buon viatico magari anche per affrontare un altro derby, perché sabato prossimo c'è il Sandrino. Sì, no, noi sappiamo che dobbiamo fare punti, non stiamo guardando neanche chi affrontiamo, noi volevamo fare 3 punti stasera. Purtroppo se parti così e regali 3 gol il primo tempo con queste squadre qui fai fatica dopo a portarla a casa. Ci eravamo quasi riusciti a rientrare, peccato perché quei pali nel finale. Sì, ce lo meritavamo, se entra a volte anche la fortuna perché erano 5-4 e quindi sarebbe stata una partita fino all'ultimo per un punticino. Quindi noi siamo partiti per i 3 punti, fatto il primo tempo ci siamo detti di vincere il secondo tempo e vedere di quanto l'avremmo vinto. E così è stato, ma non abbiamo vinto di quanto volevamo, ecco, diciamo così, però grande secondo tempo serve per capire che siamo sulla strada giusta. E la formazione, il quintetto iniziale che hai proposto anche a Montebello prevede, io lo chiamo in Breganze a trazione anteriore, no? Con più Stefano Dal Santo, con più spiccate caratteristiche difensive, e un tris d'assi, lo che definisco io, Massimo Tatarani, Facu Posito e Ramiro Torres, che comunque si è rivelato più volte efficace. Sì, no, noi ci siamo, col fatto che abbiamo comunque incrementato il valore tecnico in porta, ci siamo profissi di spingere un pochino più in attacco, di cercare di marcare almeno 4 gol a partita, se non ci siamo riusciti, abbiamo fatti 3, non sarebbero bastati, però io ho sempre detto che bisogna fare almeno 4 gol per portare a casa 3 punti e poi dopo vedere se riusciamo a farne di più, però questa è l'idea che dobbiamo avere, e ormai nell'hockey moderno non c'è più, manco il moderno, nell'hockey di oggigiorno, perché non mi piace chiamarlo moderno, sì, certo. Va troppo di moda quella parola, e nell'hockey di oggigiorno non c'è più chi difende, bisogna saper difendere tutti, bisogna saper attaccare tutti, bisogna sfruttare le occasioni, quindi diciamo che l'idea comunque è quella, cercare di spingere il più possibile con equilibrio. L'avete trovato soprattutto nel secondo tempo? Sì, abbiamo fatto anche buoni raddoppi, hanno funzionato bene anche i raddoppi, abbiamo rubato un sacco di palle, quindi sono contento anche di quello. Un buon viatico per il lavoro che vi aspetta questa settimana. Sì, ma poi è 25 giorni che siamo insieme, quindi insomma non è pochissimo. Assolutamente. Quindi, dai, sono contento. Il lavoro che continua e che siamo sicuri darà i buoni frutti. Speriamo. Grazie Roberto, buona serata.